Oggi vi voglio parlare del mese di agosto, in particolare il mese di agosto che deriva dal termine latino Augusto, che però per noi il mese di agosto è spesso associato al periodo delle vacanze, e quando parliamo di vacanze parliamo di libertà, magari di festeggiamenti, di divertimento. Infatti pensate che parlando di questo poi la nostra mente dove va? La nostra mente va al periodo di Ferragosto, e nello specifico noi quando intendiamo Ferragosto intendiamo ad una giornata di festa. Pensate però che il termine Ferragosto nasce proprio dall'espressione latina Ferie Augusto, una festa appunto introdotta dall'imperatore Augusto per autocelebrarsi. Una festa che, e qua proprio l'aggancio con la nostra tradizione, quella delle feste di questo periodo, è legata ad una serie di celebrazioni che andavano ad osannare la prosperità della natura e la prosperità delle donne. Infatti nel periodo delle ferie d'Augusto, pensate, c'erano queste feste destinate al popolo ed erano feste che nella loro importanza e nella loro smania della grande partecipazione erano feste destinate a tutti, dove non c'era alcuna differenza sociale. Quindi quando parliamo di agosto noi intendiamo ferie, divertimento e relax, ed è quello che in fondo voglio dedicarmi un po' anch'io, augurando però anche a voi delle buone giornate di Ferragosto e delle buone giornate di ferie.